Buonasera da Sicilia 24, i titoli dei principali argomenti. Il 25 aprile è un giorno che deve unire e non dividere. L'appello del presidente Schifani per la festa della liberazione, cortei e iniziative in tutte le città. Momenti di tensione a Catania, stele imbrattata a Licata. Tentato omicidio a Vittoria, spari contro un ex collaboratore di giustizia colpito al volto e al collo, non è in pericolo di vita. Gli incontri dell'ex consigliere comunale di Palermo Mimmo Russo con un boss dello Zen, spuntano le foto e le intercettazioni in audio. Il materiale nel fascicolo dell'inchiesta su corruzione e voto di scambio. Ponte, Salvini conferma l'apertura dei cantieri entro l'estate, a Messina il PD propone un referendum per consultare la popolazione interessata dall'opera. Elezioni europee, la DC ci sarà. Totò Cuffaro conferma la partecipazione del suo partito. Il candidato potrebbe essere vicino a Forza Italia. Sono arrivata a pesare 27 kg. Vitalia racconta la sua lotta contro l'anoressia, malattia dell'anima. È iniziato il lungo ponte di fine mese. La Sicilia si conferma meta preferita dai turisti. Tra le attrazioni l'Etna coperto di neve, ma le temperature sono in risalita. Calcio, siciliane in campo sabato, il Catania si gioca tutto al Massimino contro il Benevento. Solo la vittoria garantirebbe ai rossazzurri la salvezza. Il Palermo riabbraccia Ranocchia che si candida per una maglia da titolare contro la Reggiana. Bentrovati in apertura alla festa della liberazione, cortei e manifestazioni anche in Sicilia. Non sono mancati i momenti di tensione, le proteste legate soprattutto al conflitto in Medio Oriente. A Catania, all'arrivo in Piazza Duomo, 2 giovani hanno acceso dei fumogeni e dato fuoco a una bandiera di Israele. Sentiamo Angelo Gagliano. Cortei e sfilate hanno accompagnato anche in Sicilia le celebrazioni ufficiali della liberazione. Così come nel resto d'Italia non sono però mancate proteste e momenti di tensione legati in particolare al conflitto in Medio Oriente. A Catania, all'arrivo in Piazza Duomo, 2 giovani hanno acceso dei fumogeni, dato fuoco ad una bandiera di Israele e gridato slogan contro la giunta comunale di centrodestra. A Licata è stata invece imbrattata la stele monumento ai caduti con vernice rossa e la scritta "Siamo tutte antifasciste". La stele, come mostrano le immagini, è stata poi ripulita. È caduto dunque nel vuoto l'invito del governatore Schifani a rispettare la festa della liberazione. È una giornata che deve unire il Paese, sicuramente non dividerlo. Noi siamo qui per rispettare questa data, questa festa della liberazione, i momenti che ha vissuto il nostro Paese, momenti estremamente tragici e delicati. A Catania una corona d'alloro è stata deposta al sacrario dei caduti delle guerre nella chiesa di San Nicolò d'Arena. Quasi in contemporanea il corteo organizzato dall'Ampia e dalla CGIL si è snodato da Piazza Palestro con un passaggio d'obbligo sotto la casa di Salvatore e Graziella Giuffrida, 2 giovani catanesi uccisi e torturati dai tedeschi. Graziella è morta in Liguria, giovanissima insegnante che si trova lì perché è stata partigiana, perché è stata prelevata su un autobus, perché è stata presa, picchiata, violentata, ma non ha mai parlato, non ha mai tradito i suoi compagni ed è morta per la libertà. Non sono neanche mancate le polemiche politiche. Nella resistenza alla nostra libertà è lo slogan del Partito Democratico stamattina e lo ricordiamo pure alla Premier Meloni, che troppo spesso non ricorda che l'Italia merita un Premier antifascista. Tentato omicidio a Vittoria, la vittima dell'agguato Roberto Di Martino, 62 anni, ritenuto in passato un esponente del clan dominante Carbonaro, è arrestato nell'operazione Squalo 30 anni fa. Era stato poi collaboratore di giustizia ed era uscito dal programma di protezione nel 2021. L'uomo era appena uscito da casa nella zona vicina al cimitero di Vittoria quando un uomo si è avvicinato alla sua auto e lo ha ferito con 2 colpi di arma da fuoco che lo hanno raggiunto al collo e al volto. Di Martino è riuscito a raggiungere la casa del cognato poco distante, ha telefonato alla polizia, subito soccorso, è stato trasportato in ospedale ed operato. Non è in pericolo di vita. Spuntano le fotografie e le intercettazioni di incontri fra l'ex consigliere comunale di Palermo Mimmo Russo e un presunto boss dello Zen. Il materiale è nel fascicolo dell'inchiesta su corruzione e voto di scambio. Maglio Viola. Non solo la corruzione e il voto di scambio per restare per oltre 20 anni sui banchi di Sala delle Lapidi, ma anche rapporti e incontri personali con i boss. L'inchiesta sullo storico consigliere comunale di Palermo, Mimmo Russo, si allarga ed emergono dettagli e intercettazioni. Nel fascicolo di indagini ci sono anche le fotografie che documentano gli incontri tra Sandro Diele, esponente della mafia dello Zen, e Mimmo Russo, oggi accusato appunto di voto di scambio. Diele, arrestato nel 2011 con l'accusa di appartenere alla famiglia mafiosa di Tommaso
Natale, venne scarcerato poco dopo per assenza di prove, per essere poi promosso, secondo gli inquirenti, a capo della famiglia di Pallavicino. Russo e Diele si erano incontrati nel 2012 in un bar di Viale Strasburgo. È lì che i carabinieri impegnati nel pedinamento del presunto mafioso scattarono le fotografie. I dialoghi fra i due vennero registrati dalle cimici degli inquirenti e svelano, secondo l'accusa, come Diele avesse fatto campagna elettorale per il politico, che però aveva perso la corsa in quel caso a Palazzo dei Normanni. Ma era il presunto boss a rimproverare il russo di non avere investito abbastanza denaro. A confermare i rapporti sono anche alcuni pentiti, come Silvio Guerrera, ex reggente proprio della famiglia di Tommaso Natale. Secondo il collaboratore di giustizia, Diele aveva ottenuto un posto di lavoro in una cooperativa grazie a Russo, e per i mafiosi avere un lavoro è un'ottima copertura. A Palermo il boss mafioso Tommaso Lopresti ha festeggiato 10 giorni fa le nozze d'argento con la moglie, anche lei condannata per mafia, nella chiesa di San Domenico, quella che accoglie il Pantheon degli illustri di Sicilia e che ospita le spoglie di Giovanni Falcone. Il rettore di San Domenico sostiene di non sapere chi fossero i due e di averlo appreso solo a cose fatte. L'offerta che hanno lasciato, assicura, sarà utilizzata per fare del bene a chi ne ha bisogno. Cantieri del ponte entro l'estate, lo ribadisce in TV il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Intanto a Messina si prepara un referendum cittadino e la manifestazione No Ponte di De Luca. Francesco Triolo. Cantieri per il ponte sullo stretto entro l'estate del 2024. Il vice premier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini non cambia il programma e nel corso della puntata di 5 minuti sollecitato da Bruno Vespa ha confermato il cronoprogramma che si è imposto nonostante le obiezioni dei tecnici del Ministero dell'Ambiente. Nelle prossime settimane ci saranno le risposte punto su punto a tutte le richieste e poi gli ingegneri finalmente cominceranno nel loro affascinante e straordinario lavoro, perché gli ingegneri italiani sono fra i migliori al mondo. Un punto a favore del ponte lo ha piazzato il Parlamento europeo, che lo ha riconosciuto come una delle grandi infrastrutture che servono per unire l'Italia all'Europa. E ora la Commissione europea valuterà il cofinanziamento degli studi di aggiornamento del progetto e quando si passerà nella fase esecutiva considererà l'ipotesi di un contributo finanziario alla realizzazione dell'opera. Intanto a Messina il Partito Democratico porterà in Consiglio Comunale la proposta di un referendum cittadino. Referendum consultivo che non vincola quindi l'esecuzione del progetto eventualmente, ma che fa esprimere la città, poiché è un'opera così di grande impatto sulla città. Noi come Partito Democratico ci domandiamo perché questa città non dobbiamo farla esprimere. Facciamola esprimere, sentiamo cosa pensa la gente. La Democrazia Cristiana sarà in campo alle elezioni europee, lo ribadisce il segretario nazionale Totò Cuffaro, che si prepara a mettere in campo un candidato proprio di Forza Italia. Manlio Viola. Tutti vogliono i suoi voti, ma nessuno vuole lui e il suo partito in forma ufficiale. È la sintesi dell'ostracismo di una parte consistente, maggioritaria del centrodestra siciliano nei confronti della Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro. Le elezioni europee per loro natura non sono abbordabili dai partiti più piccoli che devono creare aggregazioni nazionali. Il no ai candidati della DC prima è dunque arrivato dall'area orientale di Forza Italia, sostenuta anche da Fratelli d'Italia. Poi sembrava che un'alleanza fosse imminente con Renzi e Italia Viva. Infine è saltata, prima ancora di diventare concreta, la possibilità di un'alleanza con la Lega. Ma Cuffaro non si scompone e ribadisce che la DC ci sarà. Molti sono convinti che la Democrazia Cristiana non parteciperà a questa competizione elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo. Ma noi siamo i democratici cristiani e continuiamo a lavorare per risolvere i problemi quando gli altri sono già convinti che non ci sia più una soluzione. Bene. Parteciperemo a questa competizione elettorale per le europee. Proprio ieri è stato il presidente Schifani a indicare la strada, dopo aver smentito che ci fosse un suo veto al candidato DC fra gli azzurri ed aver chiarito di essere amareggiato per l'atteggiamento degli alleati nei confronti di Totò. Il nome può essere quello di Luisa Lantieri, vicepresidente Arse e deputato di Forza Italia, ma da sempre vicina proprio a Cuffaro. L'onorevole Lantieri, come tutti i nostri deputati, hanno pari dignità per essere candidati, ha detto Schifani. Il tema è un altro, noi la lista l'abbiamo chiusa con 3 uomini e 3 donne, in Sicilia 6 candidati e 2 in Sardegna. Ma in Sardegna ci si chiede di indicare noi una donna in più, in quanto loro indicheranno soltanto un uomo. Per il governatore dunque il tema è nazionale, ma andrà comunque risolto entro la settimana.
E adesso la storia di Vitalia, che a Sicilia 24 racconta la sua lotta contro i disturbi alimentari, un percorso doloroso dal quale si può uscire, ma denuncia: in Sicilia non ci sono strutture e le ragazze devono partire per curarsi. Giusy Lazzara. Si comincia a mangiare poco e a selezionare il cibo senza sapere che si entra nel tunnel dei disturbi alimentari. Così inizia la storia di Vitalia, che con determinazione ha lottato fin da adolescente con il male per il cibo. Tutto iniziato dopo un lutto familiare. Mangiavo solamente insalata, però poi mi chiudevo nella stanza e mi abbuffavo di cereali per la colazione, quindi il mio peso si manteneva sempre sui 40 kg, che è stato il peso più alto che io ho avuto in tutta la mia vita. Passano i mesi fino alla maturità, quando ormai è evidente che quella magrezza non è normale. Sono arrivata a 27 kg, ho dato l'esame di maturità, ho raggiunto il massimo dei voti e mia madre e mio padre hanno iniziato a preoccuparsi perché veramente era inguardabile, anche i professori erano preoccupati, ma io ero una macchina da guerra, non mi volevo fermare. Comincia un calvario di ricoveri in ospedale, in Sicilia e fuori, ma nessun sostegno concreto per uscire. Curavano il sintomo e non la malattia. Non è un disturbo alimentare, non è un disturbo del cibo, spesso è un disturbo dell'anima, non si sta bene con se stessi, si spengono le emozioni per paura di provare emozioni, sia belle che brutte. Poi la scelta di andare in una struttura residenziale in Umbria, dove trova una risposta a tante domande che l'hanno tormentata per anni. In Sicilia purtroppo manca il pubblico è completamente assente, non sono fornite di figure importanti e questo è completamente deleterio per tutte quelle ragazze che soffrono di disturbi alimentari e che devono partire per curarsi. Un percorso doloroso dal quale si può uscire, così come è stato per Vitalia. A Palermo, al centro di accoglienza Padre Nostro, danneggiata la mostra permanente con gli scatti della visita di Papa Francesco alla casa museo del beato Giuseppe Puglisi. Si tratta dell'ennesimo atto vandalico a Brancaccio che prende di mira un luogo simbolo di lotta alla mafia. Ancora violenza sulle donne. A Catania una 22enne è stata aggredita dal suo ex che le ha tagliato i capelli e ferita alla tempia. In piazza Stesicoro una 14enne denuncia un giovane marocchino che l'ha palpeggiata. Giusy Lazzara. Aggredite reagiscono e denunciano a Catania una 22enne con la scusa di un ultimo incontro costretta ad andare a casa dell'ex, ma lui le taglia i capelli e la ferisce alla tempia. Lei, che viveva da mesi una convivenza tormentata con continue aggressioni del suo compagno violento, non ce l'ha fatta più a sopportare e si è presentata dai carabinieri, ancora con la fasciatura alla testa, e ha raccontato tutto. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni personali. In piazza Stesicolo, sempre a Catania, una 14enne ha denunciato agli agenti delle volanti allertati dai passanti di essere stata molestata e palpeggiata da un giovane marocchino. Il 24enne con precedenti penali è stato arrestato per violenza sessuale e rinchiuso in carcere. Un uomo di 32 anni è stato denunciato dalla polizia del commissariato Borgo Ognina di Catania con l'accusa di truffa aggravata nei confronti di un'anziana signora di 78 anni. L'uomo ha sfruttato la vulnerabilità della donna, riuscendo a sottrarle in breve tempo la somma di 6.000 euro, prosciugando tutti i suoi risparmi. Controlli della polizia in via Plebiscito a Catania, riscontrate irregolarità in alcune macellerie. Sentiamo Tonino De Mana. La popolosa via Plebiscito è stata teatro di un'attività di controllo straordinario e integrato del territorio disposta dal questore di Catania Bellassai e coordinata dal commissariato San Cristoforo con l'ausilio della polizia municipale e del personale dell'ispettorato del lavoro e dell'ASP. Ai titolari di 3 macellerie sono state contestate svariate irregolarità amministrative ed igienico-sanitarie. In alcuni casi le carni esposte sono state ritenute non idonee al consumo umano e quindi sequestrate per il successivo smaltimento. I 3 titolari sono stati denunciati per violazione delle norme sulla sicurezza sul posto di lavoro, poiché in uno degli esercizi erano assenti gli estintori, mentre negli altri 2 la revisione non era stata effettuata nei tempi previsti. Alcuni impiegati delle 3 macellerie sono risultati non in regola con le norme sull'impiego e le loro posizioni sono adesso al vaglio dell'ispettorato del lavoro. È stata effettuata anche un'importante attività interforze che ha consentito di identificare 146 persone, tra cui 48 pregiudicati, di controllare 73
56 veicoli e di elevare 14 contravvenzioni al codice della strada. 5, infine, i veicoli sequestrati. Ed è cominciato il lungo ponte il 25 aprile che poi andrà avanti anche con quello del 1° maggio e ancora una volta la Sicilia si conferma sul podio delle mete preferite dai turisti, con città d'arte e località di mare prese d'assalto. Sull'Etna è tornata la neve, le previsioni meteo indicano per i prossimi giorni temperature in salita. Francesco Aloi. 3, 2, 1 via, il lungo ponte del 25 aprile è partito. È quello che stanno dicendo molti escursionisti saliti sull'Etna innevato, ma c'è anche chi alla montagna preferisce le località di mare. A partire da domani e per tutto il weekend sole prevalente e temperature in aumento con punte anche di oltre 26-27 gradi. In Sicilia è boom di turisti, più di 500.000 i passeggeri tra i due ponti negli aeroporti di Catania e Palermo. Visto che il lavoro ormai è frenetico, si è sempre di qua e di là, almeno qualche giorno da passare insieme qua in un posto bellissimo. Per molte strutture ricettive sono giorni di sold out. Con il turismo lavora tutto il comparto, anche quello della ristorazione. C'è spazio anche per l'arancino e per la pizza. Normale, ci vuole, no, come a fare? Anzi, vero, che noi ci vuole dopo. Come sempre tra le mete più gettonate non possono mancare le città d'arte. Siracusa come Catania, Palermo o Agrigento, tutti a caccia di cultura. Un posto dove sicuramente passare del tempo, non solo per le vacanze. La prima volta che vengo sono rimasto veramente soddisfatto. A Catania il ponte è anche all'insegna della solidarietà. In piazza Università fino a domenica c'è il villaggio Teleton tra musica, sport e street food. Sul versante autostradale alto il traffico sulle arterie principali. Intanto è stato riaperto un tratto di A19 tra Scillato e Caltavuturo nel Palermitano e il ponte continua. Breve pausa, ci vediamo tra poco. A Catania il monumento a Vincenzo Bellini, realizzato in piazza Stesicoro nel 1882 dallo scultore Giulio Monteverde, è stato liberato dal cantiere e restituito alla città e ai visitatori. I lavori di restauro sono durati 4 mesi e sono stati finalizzati al recupero del marmo bianco del monumento, danneggiato in più punti dall'usura e dallo smog. L'opera è alta 15 metri, 7 gradini stanno a indicare le note musicali, ai 4 lati l'allegoria delle opere del Cigno catanese, Norma, i Puritani, la Sonnambula e i Pirati. Giornalisti delle più prestigiose testate che si occupano di turismo sono stati in visita in Sicilia per conoscere da vicino il turismo esperienziale, un'isola ancora tutta da scoprire, la Sicilia. Davide Sardo. La stampa nazionale alla scoperta dei Sicani. Viaggio in Sicilia per un gruppo di giornalisti di alcune delle più prestigiose testate che si occupano di turismo. Obiettivo: conoscere da vicino la ricetta di quel turismo esperienziale, dal ritmo lento che in un clima amicale presenta le realtà più interessanti e genuine del territorio. Un turismo che è la peculiarità della rete di Sicani Villages e che punta come sua risorsa più preziosa sul capitale umano. Ho scoperto la vera storia di Pirandello qua, la storia di questo luogo, la storia dell'economia di questa zona di Aragona, legata alle miniere di zolfo, legata alla presenza di Pirandello. Da quando sono arrivata sono già ingrassata di 1 chilo, no, è fantastica, tutti i sapori belli, freschi, cioè i profumi, perché non è solo il gusto, qua c'è anche tanto, è un odore, cioè tutto quello che è olfattivo, perché tutto fa parte dell'enogastronomia, perché poi c'è anche tutta la parte enologica che è tanta roba. Dal mare agrigentino della Scala dei Turchi alle montagne di Sant'Angelo Muxaro, San Biagio Platani e Giuliana nel Palermitano, transitando per le morbide colline di Burgio con i suoi laboratori di ceramica e Aragona, alle quali si riferiscono le immagini con le sue prelibatezze culinarie,
Le tappe del Press Tour esploreranno il mondo dei sicani in un viaggio che tra i tesori del patrimonio artistico, le bellezze di una natura ancora incontaminata, le eccellenze enogastronomiche e artigianali, porrà all'attenzione della stampa nazionale le risorse di un territorio unico, una Sicilia nella Sicilia ancora tutta da scoprire. Adesso una pausa e poi parleremo di calcio e delle prossime sfide del Catania e del Palermo. Eccoci al calcio, cominciamo con il Catania. Sabato, ultima giornata della stagione regolare per la Serie C. Il Catania si gioca tutto in casa contro il Benevento, ma deve guardare anche ai risultati degli altri campi per evitare i play-out. Sentiamo. 90 minuti in bilico tra play-off e play-out. Il Catania vive una situazione più unica che rara alla vigilia dell'ultima giornata della stagione regolare e quindi è il momento dei calcoli. La squadra di Zeoli oggi è salva, ma il margine di vantaggio sul quintultimo posto è di una sola lunghezza e quindi non può lasciare tranquilli gli etnei. Ma i rossazzurri restano padroni del proprio destino. Tradotto, vincendo contro il Benevento sarebbero certi della salvezza e quindi qualificati ai play-off, altrimenti scatterebbero le ipotesi, con un occhio particolare rivolto soprattutto alla gara del Monterosi, in casa col Foggia, e da quello tra Potenza e Francavilla. Se il Monterosi non dovesse vincere col Foggia, il Catania sarebbe salvo, ma anche se il Francavilla vincesse a Potenza. Anche in caso di sconfitta sarebbero 4 le ipotesi in cui il Catania sarebbe comunque salvo. Le tabelle però passano in secondo piano, prima bisogna guardare in casa propria, pensare a quello che accadrà al Massimino. Il Benevento è in lotta con l'Avellino per il secondo posto, pari punti, ma gli Irpini sono in vantaggio negli scontri diretti, quindi hanno ancora un obiettivo. Zeoli dovrebbe cambiare qualcosa nella formazione, a cominciare dall'attacco dove non sarà disponibile lo squalificato Marsura. Cianci, dopo la doppietta inutile a Sorrento, dovrebbe fare coppia con Di Carmine. In mezzo al campo dovrebbero esserci Zammarini, Quaini e Welbeck. Per il resto sulla destra Bua potrebbe prendere il posto di Castellini che scalerebbe dietro. L'unico vero dubbio è quello in porta, dove si conta di recuperare Furlan, che ha saltato l'ultima gara per un risentimento muscolare. Se non dovesse farcela è pronto Albertoni, prevendita che va a ritmi incredibili, esaurite le curve e la tribuna A quando il momento lo chiede. Catania risponde sempre presente. Il Palermo riabbraccia Ranocchia che si candida per una maglia da titolare contro la Reggiana. I rosanero puntano a blindare il 6° posto. Il servizio. Il Palermo riabbraccia Filippo Ranocchia, il centrocampista rosanero è tornato in gruppo, si è lasciato alle spalle l'infortunio che lo ha tenuto fuori per le ultime 5 partite ed è pronto a tornare in campo sabato contro la Reggiana. La sua ultima presenza risale al match contro il Lecco, che coincide anche con l'ultima vittoria del Palermo. Ranocchia come talismano, trascinatore, Seccolini lo impiegava da trequartista, Mignani invece sembra inquadrarlo come mezzala. Quella di sabato al Barbera contro la Reggiana di Nesta è una sorta di match point per il Palermo che vincendo ipotecherebbe il 6° posto e quindi la certezza di poter giocare il primo turno playoff in casa. È molto importante per questo rush finale, per queste ultime partite, per poi preparare al meglio i playoff, perché poi nei playoff si incontreranno squadre del nostro livello, quindi sarà importante prepararci al meglio. Mignani ha lavorato molto sulla fase difensiva, il nuovo modulo a 3 con la copertura dei centrocampisti probabilmente permette alla difesa di essere più solida, più compatta, ecco perché lo 0-0 contro il Parma ha comunque soddisfatto il tecnico del Palermo, ma sabato occorreranno anche i gol e soprattutto tornare alla vittoria che al Barbera manca da 2 mesi. È tutto per questa edizione Sicilia 24, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.